Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Vediamo i titoli del Gazzettino, fatti di cui ci occuperemo durante questa edizione. I funerali di Anna Chiti, la 17enne che è morta cadendo dal catamarano, la mano della mamma sulla bara bianca per l'addio. Il papà: ero il tuo supereroe, il dolore mi ha sconfitto, e le lacrime dei giovani in chiesa. E poi le Olimpiadi, la guerra di ricorsi al TAR, doppia battaglia, Cortina schierata in difesa con Fondazione e Simico. La cronaca non manca mai nelle nostre edizioni e ci sono fatti di cui ovviamente dobbiamo dare conto, per esempio un'accusa di sequestro e di violenza sessuale, ma il giudice istruttore, poi il giudice per le indagini preliminari, aveva scarcerato quest'uomo e il Tribunale del riesame ha confermato invece la decisione. Siamo a Padova. Federico Fusetti. Il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Padova. In pratica, cioè, confermato la scelta del giudice per le indagini preliminari che aveva scarcerato il kosovaro di 36 anni, arrestato il 14 aprile con l'accusa di aver sequestrato e violentato una connazionale 37enne a Padova. In sostanza, per i giudici ci sarebbero troppi dubbi nel racconto della donna, in particolare sul rapporto di conoscenza tra i due, che sarebbero stati ripresi dalle telecamere di un bar il giorno precedente. Le indagini intanto proseguono, saranno esaminate le chat telefoniche tra i due e una consulenza dovrà stabilire l'attendibilità della donna. Nel frattempo l'albanese è stato espulso e rimpatriato in attesa dell'esito della vicenda processuale. Vediamo ancora paura la notte scorsa a Chioggia per colpi di pistola esplosi in centro storico. I carabinieri fermano un quarantenne del posto che è stato trovato in possesso dell'arma. Avrebbe sparato dei colpi in aria ed è stato denunciato. Una raffica di spari esplosa nel cuore della notte aveva generato più di una preoccupazione tra i residenti del centro storico di Chioggia, svegliati di soprassalto tra l'1 e le 2 di mattina di domenica. Fortunatamente non c'è voluto molto tempo ai carabinieri, allertati dalle telefonate di chi aveva indubitabilmente riconosciuto quei botti come spari di pistola, per individuare un uomo sulla quarantina, pare con ancora addosso l'arma con la quale avrebbe esploso dei colpi in aria. Se il fermato non ha dato spiegazioni del suo gesto alle forze dell'ordine, probabilmente dovrà farlo in tribunale, dove potrebbe essere chiamato a rispondere di una serie di contestazioni che possono andare dal porto d'armi irregolare all'articolo 703 del Codice Penale, che punisce le accensioni ed esplosioni pericolose. Servizio di Filippo Fois. Vediamo adesso un fatto avvenuto sempre a Padova, dove è stata negata in un bar una birra ad un cliente alterato e il titolare del bar è stato aggredito e minacciato di morte, arrestato dai carabinieri responsabile di questa vicenda. Il francese lo capisce bene: quando si è sentito urlare contro "je te garotte", "ti strangolo" e prima "ti taglio la gola", ha subito inteso che le intenzioni del cliente seduto ad un tavolino del suo bar non erano affatto buone. Sono stati momenti ad alta tensione quelli vissuti nella centralissima via Roma a Padova, dove sabato sera verso le 8 il responsabile del caffè Quinto è stato minacciato di morte e aggredito. Aveva appena negato una birra a quel cliente, un quarantenne tunisino che era arrivato nel locale già evidentemente ubriaco. Gli ho spiegato che non serviamo alcolici a chi è alterato, ci ha raccontato a microfoni spenti Andrea, preoccupato per eventuali ritorsioni. Il tunisino prima lo ha minacciato di morte, poi ha scaraventato il tavolino del bar e lo ha colpito con un pugno. Fortunatamente un altro dipendente è intervenuto e lo straniero ha inforcato il monopattino e ha cercato di dileguarsi. I carabinieri arrivati sul posto l'hanno bloccato poco lontano, in via dei Fabbri. Era la prima volta che veniva fermato dai carabinieri e che si faceva vedere in quella zona del centro storico. Una zona che però, conclude Andrea, non è così tranquilla, visto che spesso ragazzini, anche giovanissimi, ci insultano se non serviamo loro da bere, conclude. Servizio di Valentina Visentin. Vediamo il caso di una futura mamma di Salgareda, che era incinta al 9° mese di gravidanza, che è stata derubata della borsa contenente la cartella clinica. Vediamo.
L'appello sarebbe che, visto è dato l'accaduto, se qualcuno avesse il buon senso, credo anche difficile, di lasciare magari la borsa con i documenti, magari nelle attività commerciali sotto il portico dinanzi alla scuola. Mauro Donadelli in questi giorni sta facendo la spola tra Salgareda, dove vive, e Pordenone, dove la moglie Alice, incinta di 9 mesi, è ricoverata da giovedì scorso, da quando, cioè, un ladro ha portato via dall'auto della coppia la borsa con all'interno il portafoglio e soprattutto la cartella clinica di tutta la gravidanza. 9 mesi comunque di dati che sono stati raccolti e che dovevano essere portati la mattina stessa presso l'ospedale per fare ulteriori verifiche. C'è una cartellina arancione con su scritto chiaramente esami di, e c'è all'interno tutto il pregresso più la nuova cartellina bianca col suo nome e cognome scritto dove c'era all'interno tutti gli esami. Oltre ai dati c'erano anche tutte le ecografie del bimbo di questi 9 mesi, per una questione anche affettiva. Lo shock subito per il furto ha causato alcuni problemi di salute ad Alice e i medici hanno così deciso di ricoverarla in osservazione. Alice dopo l'evento purtroppo ha subito questo panico ovviamente del furto, ha subito un grosso colpo e per questo motivo è stata ricoverata presso l'ospedale. Ha molti sbalzi di pressione e allora per evitare danni comunque a madre e per evitare magari ulteriori, ma non credo, danni al piccolo, potrebbe comunque essere monitorata per essere portata fino al parto. Parto previsto per fine maggio, dopo una gravidanza trascorsa senza alcun problema. Poi, giovedì scorso, il trauma per il furto subito. Un colpo rapidissimo. La coppia quella mattina aveva accompagnato all'asilo il figlio di 5 anni. Al ladro sono bastati pochi secondi per aprire lo sportello prima che scattasse la chiusura automatica e impossessarsi della borsa. I futuri genitori sperano di poter tornare in possesso di quanto sottratto, in particolar modo della cartella clinica. Per noi e per la salute chiaramente di Alice e la famiglia sarebbe da ritrovare tutto ciò che è stato rubato in quella giornata. Se nel momento in cui si riesca qualcuno a trovare qualcosa potremo magari elargire una ricompensa per il materiale e per il disturbo che ovviamente abbiamo provocato queste persone che magari si stanno muovendo e trovano qualcosa nel territorio. L'estremo saluto ad Anna Chiti, la 17enne che è morta cadendo da un catamarano nel bacino di Sant'Elena a Venezia. In diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui sul piazzale della chiesa di Malcontenta dove è terminato da poco il funerale di Anna Chiti. C'erano oltre 1000 persone, ma soprattutto c'erano tantissimi giovani, ragazzi, ragazze, amici di Anna, compagni di scuola, delle scuole superiori, delle medie, della scuola materna, compagni di vecchia data, amici ovviamente, tanti familiari e tanti amici della famiglia. Davvero erano tantissime le persone che hanno voluto portare il loro saluto qui nella chiesa di Malcontenta ad Anna Chiti. La cerimonia funebre, prima di iniziare, si è dato spazio alla lettura di varie lettere di amici e soprattutto poi le lettere del papà Umberto, della mamma Ludmilla e della sorella di Anna, Giulia, che ha ricordato come loro due fossero chip e chop e come il loro legame sarà indissolubile per sempre. Questo ha voluto dire proprio la sorella. Presenti anche molte istituzioni, c'era il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente della municipalità di Marghera Teodoro Marolo, l'assessore Sebastiano Costalonga del comune di Venezia e il presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio. Erano tanti rappresentanti del mondo portuale che hanno voluto portare proprio qui il loro saluto ad Anna e alla sua famiglia. È stata una mattinata straziante, dolorosissima, oltre che ovviamente per chi è vicino alla famiglia di Anna, anche per chi ha assistito, perché c'erano tantissimi ragazzi tra le lacrime che non riuscivano a trattenere per aver perso la loro amica, una ragazza che hanno definito tutti solare e sempre disponibile. Una particolarità è quella che gli uomini dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia hanno voluto accogliere il feretro con il fischietto del nostromo, quello che si riserva solitamente alle autorità di Stato e ai marinai che sono venuti a mancare in segno di lutto, in segno di vicinanza ad Anna.
Anna e alla sua famiglia. All'uscita sono volati in cielo i palloncini bianchi e azzurri, prima invece dell'ingresso della bara di Anna, dove c'erano delle rose blu, mentre all'uscita sono stati posizionati anche dei girasoli, è stata fatta suonare la canzone di Irama, Ovunque sarai. Tantissime le persone che erano qui, che hanno voluto portare il loro saluto, e il parroco ha voluto ricordare a tutti noi di pregare per tutti quei ragazzi, gli amici di Anna, che in questo momento stanno soffrendo e che devono trovarsi loro malgrado ad accettare una perdita così importante, una giovane vita spezzata. Qui da Malcontenta è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Davvero una morte assurda quella di Anna Chiti, che era il suo primo giorno di lavoro, è scesa con la cima in mano dal catamarano, è caduta in acqua, la cima si è impigliata nell'elica e questa ragazza è stata risucchiata sotto il catamarano. Si è tentato di salvarla, ma è stato purtroppo tutto inutile. C'è stato un incidente sul lavoro in centro a Padova. 2 operai sono stati investiti dal crollo di un solaio durante la ristrutturazione di un ex convento. Lo scorso novembre, nello stesso cantiere alcuni operai erano saliti sulla gru per chiedere il pagamento dello stipendio. Via Sant'Eufemia a Padova, all'interno di un ex convento che diventerà uno studentato, un'operazione da svariati milioni di euro. Sono le 11:30 quando il crollo del solaio del terzo e del secondo piano investe 2 operai di nazionalità romena, dipendenti di una ditta in subappalto all'interno del cantiere. Immediati scattano i soccorsi. I 2 operai vengono portati in pronto soccorso e per fortuna non sono in pericolo di vita. Per uno si sospetta una frattura, l'altro è sotto shock. Nel frattempo scattano le indagini, con i vigili del fuoco sul posto anche la polizia e i tecnici dello Spisal che stanno ricostruendo quanto accaduto. Proprio qui lo scorso 5 novembre alcuni muratori egiziani erano saliti su una gru, non venivano pagati e denunciavano pessime condizioni abitative. Solo l'arrivo del bonifico dello stipendio li aveva fatti scendere, un cantiere che la Fillea CGIL continua a monitorare. Noi siamo andati a visitare quel cantiere più volte, tra l'altro anch'io personalmente ero andato con le compagne e compagni della Fillea e avevamo parlato con il committente evidenziando delle criticità sulle attività lavorative. È da parecchi mesi che come Fillea CGIL di Padova seguiamo questo cantiere. L'abbiamo più volte segnalato alle istituzioni competenti, allo Spisal, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, al Comune, perché abbiamo sin da subito notato diverse irregolarità nella filiera dei subappalti. Come Fillea chiediamo e auspichiamo che si faccia chiarezza quanto prima. Un malore fatale per un 70enne di Pieve del Grappa. Stava tagliando l'erba con un decespugliatore su un pendio vicino alla propria abitazione nella zona di Valle San Liberale quando ha avuto un arresto cardiaco che gli è stato fatale. Mariano Alberton, 70enne di Pieve del Grappa, è stato trovato verso le 14 dalla moglie che lo aspettava per pranzo. Sono state purtroppo inutili le manovre di rianimazione effettuate dalla stessa donna nonostante la pendenza del posto. Al loro arrivo il medico e gli infermieri di Pedemontana Emergenza hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. La salma, con l'aiuto del medico appartenente al soccorso alpino, è stata issata su una barella e calata per una ventina di metri prima di essere accompagnata e ricomposta alla vicina abitazione e in seguito all'obitorio di Castelfranco Veneto. Mariano Alberton era noto soprattutto per la sua attività di insegnante nell'Asolano. Un episodio a Ponte di Piave, ma si è trattato di un falso allarme perché era stata segnalata da un passante il gesto di un uomo che si sarebbe gettato nel Piave. Sono arrivati i sommozzatori, i vigili del fuoco, è partito l'elicottero dopo l'allarme lanciato da questo passante e poi di fronte i soccorritori si sono trovati di fronte ad un falso allarme. Ci sono stati rallentamenti al traffico lungo la Postumia all'altezza
proprio del ponte. A chiamare era stata un automobilista che aveva visto transitando lungo la strada regionale 53 una persona nell'area golenale sospettando che fosse in corso un'emergenza. Si sono mobilitate appunto i soccorritori e poi alla fine si è trattato come vi dicevo, di un falso allarme. È sempre meglio segnalare situazioni comunque sospette di pericolo piuttosto che lasciar perdere. Gli autolavaggi nel mirino tra Mogliano e Casale sul Sile. Sabato sera è stato arrestato dai carabinieri un 34enne veneziano, nel mirino ovviamente dei ladri. Hanno scassinato le serrature delle casse degli impianti di lavaggio. Per cosa? Per non trovare niente. A parlare è il titolare dell'autolavaggio sulla Zermanese a Mogliano, preso di mira da un ladro solitario che, arrivato in bicicletta, ha scassinato le 2 gettoniere. Non è da escludere che il responsabile possa essere lo stesso soggetto che ha colpito anche a Casale sul Sile, in via Nuova Trevigiana, dove sabato sera i carabinieri hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato un 34enne veneziano domiciliato a Treviso, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe forzato 3 distributori di gettoni e la sua incursione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Il titolare, che ha assistito alla scena in tempo reale, ha chiamato il 112 e il 34enne è stato fermato con addosso arnesi da scasso e 63 gettoni per autolavaggio marchio X-Oil e Noal Oil, ora sotto sequestro. Vado dai carabinieri che hanno preso questa persona, se hanno qualche informazione in più e che coincide magari alla stessa che è venuta qua da me. Autolavaggi nel mirino in via Zermanese, ladri in azione anche un mese e mezzo fa, quando hanno portato via dei compressori. Nelle gettoniere qualche decina di euro al massimo, dice il gestore. Il problema vero è lo scasso in sé delle colonnine. Sono i danni che mi hanno fatto e il malessere che mi hanno causato che alla fine non mi fa dormire la notte. Adesso ho provveduto a mettere delle serrature più resistenti nella speranza che desistano a tornare altre volte e farmi danni, perché sono più i danni che fanno che i soldi che possono esserci dentro. Tentata rapina anche a Trieste. Nella notte la vittima dell'episodio è stata stordita dallo spray al peperoncino, indaga la questura. Prima la richiesta di denaro, poi al rifiuto della vittima l'utilizzo dello spray al peperoncino. Tentata rapina nella notte fra sabato e domenica in via Cadorna a Trieste. L'episodio è successo alle 3. Un giovane triestino è stato avvicinato da un uomo di origine straniera, così dalla denuncia formalizzata alla Polizia di Stato nel commissariato di San Sabba. Dammi i soldi, avrebbe intimato ripetutamente il rapinatore. La vittima però ha resistito alla richiesta. Allora il malintenzionato ha spruzzato lo spray al peperoncino sul viso del ragazzo per poi fuggire. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e i sanitari del 118. La vittima dell'episodio è stata portata al pronto soccorso di Cattinara per l'irritazione al volto. Sul fatto indaga la Polizia di Stato, che sta procedendo con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La 16ª tappa del Giro d'Italia ancora in Veneto. I ciclisti sono partiti da Piazzola devono partire da Piazzola sul Brenta. Andiamo da Federico Fusetti con il sindaco di Piazzola, Walter Milani. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, insomma, frase banale, giro bagnato, giro fortunato. Questa 16ª tappa è partita pochi minuti fa qui da Piazzola e effettivamente pioggia molto forte che certamente insomma, renderà più difficile per i corridori la tappa di oggi. Ancora in Veneto, ancora una tappa che rimane per buona parte in Veneto, anche se poi si concluderà in Trentino. È grande il coinvolgimento del territorio. Il sindaco Walter Milani di Piazzola sul Brenta immagino sia soddisfatto, a parte la pioggia, ma quello insomma fa parte dell'imponderabile. È comunque una manifestazione che davvero anche si è accorto anche lei, coinvolge tanto il territorio, muove molto anche sul piano penso economico. Beh, non c'è pioggia che tenga. Rimane un evento straordinario, oggi è una giornata fantastica. Un'emozione vedere Piazzola colorata di rosa con tutta questa partecipazione
nessuno che andava a casa nonostante la pioggia. Piazzola oggi era bellissima, lo è sempre, ma oggi molto di più. È un evento che ha emozionato ed è stato bello vedere anche tanti bambini, famiglie, adulti, sportivi o meno, che vivono il Giro d'Italia come un'emozione che lega proprio tutto il paese di tappa in tappa, veramente un'emozione grande. Dal punto di vista dell'amministrazione, penso ci lavoriate da mesi a questo evento, è comunque, come dicevo prima, anche occasione per un movimento economico, un indotto, cioè si muovono anche dei soldi attorno al Giro. Beh, il lavoro è stato tantissimo, ne valeva la pena, siamo felicissimi. Sono 4-5 mesi che si lavora veramente duro, però il ritorno è soprattutto un ritorno di immagine, di far conoscere la nostra città oltre i confini del nord del centro Veneto, ma veramente di farla conoscere sotto il profilo culturale anche per tutti gli altri eventi che qui ci sono. Quindi non mi limiterei a un ritorno economico, cioè per fare i conti con una calcolatrice. Qui si tratta di promuovere una città nella sua essenza, nella sua bellezza. Posso dire oggi molte più persone la conoscono, molte più persone torneranno a visitarla e noi siamo orgogliosi come cittadini e come sindaco sono veramente orgoglioso di essere il primo cittadino di questa città. Grazie al sindaco Valterminani, complimenti. Saluto a tutti. Grazie. Con Federico Cibotto abbiamo anche raccolto le voci di alcuni degli appassionati che erano qui, che vi assicuro abbiamo sentito arrivavano anche da ben lontano, anche oltre il Veneto, dalla Puglia addirittura, dalla Campania. E allora andiamo a sentire insieme queste voci e vi restituiamo la linea poi. Appassionato di ciclismo? Abbastanza, da fare il Giro sempre. Sta seguendo tutta la corsa? Non tutte, però abbastanza tappe, insomma. Qualche nome? Sono stato là l'altro giorno, quindi sì. Qualche nome che la colpisce? Carapaz. Sì, no. E quindi con le montagne anche un corridore che poi magari verrà fuori nei prossimi giorni? Non lo so adesso per preciso, però comunque Carapaz per me è forte. Campodoro. Appassionati? Sì, ci piace la bicicletta, però neanche un po' di curiosità. Ci piace anche il posto, quindi è la curiosità perché non avevamo mai visto la tappa. Sì. La pioggia? La pioggia sta rovinando un po' e purtroppo, soprattutto per tutta la gente che c'è. Io sono di Piazzola, sono venuto con l'ombrello, ho guardato le previsioni, speravo non piovesse, invece hanno azzeccato quasi proprio al minuto. Comunque vedo che c'è tanta passione, tanto interesse, speriamo bene, dai. Un nome tra quelli in gara che la stanno colpendo in questi giorni? Tiberi, è giovane, spero, sembra in forma, spero ci faccia vedere qualcosa di interessante, almeno un italiano, dai. Curioso, appassionato di ciclismo? Molto appassionato, molto appassionato. Va in bici? In bici, mi piace andare in montagna però. No, qua in pianura, mi piace andare in montagna, la salita è buona. Una bella festa per Piazzola. Bella festa comunque, peccato che piove, comunque dai, non importa, benissimo. Abitiamo a Piazzola, però siamo in Brindisi, Puglia. È una bellissima festa per la città. È bello vedere il paese così, tutto in festa, è bello vedere tutto, sì. Allora, questo grazie a Federico Fusetti e a Federico Cibotto da Piazzola sul Brenta. Adesso andiamo in diretta da Lucio Zanato perché a Mareno di Piave ci sono stati i ladri anche nei cimiteri, vanno a rubare anche lì, sono state trafugate statue di bronzo. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ebbene sì, ladri dentro i cimiteri, quindi proprio anche un vero e proprio sacrilegio oltre che un furto. Portano via il bronzo che è diventato prezioso e quindi non guardano in faccia a nessuno, soprattutto poi i cari estinti, con grave difetto non solo di tipo economico ma soprattutto personale per i cari che poi si trovano ad andare a trovare il proprio caro appunto in cimitero e trovano la tomba spoglia. È quello che è successo, giusto comandante? Sì, è proprio quello che è successo, infatti si sono accorti che mancava qualcosa sulla lapide e questo qualcosa consisteva in delle statuette in bronzo, nella maggior parte dei casi, in qualche caso era un portafiori sempre in bronzo, quindi un metallo che è diventato prezioso perché il prezzo del
del bronzo è aumentato in maniera esponenziale, almeno questo è quello che ci dice qualche scultore che noi abbiamo qua in zona, e quindi è facile che si crei questo traffico. Ecco, pensa direttore che comunque non è il primo caso. Qualche anno fa c'è stata un'indagine qui a Conegliano, ma in tutto il nord-est, in quel caso invece era il piombo ed era un vero e proprio, diciamo, una vera e propria tratta. Sì, a differenza di questo caso qua che poi ha riguardato 3 cimiteri, principalmente Mareno di Piave, Ogliano e Scomigo, qua invece per quanto riguarda il piombo riguardava 2 regioni, ma con un traffico illecito del piombo che seguiva la rotta dei Balcani. In pratica soggetti stranieri entravano nei card e rubavano le batterie, batterie di macchina più che altro. Queste venivano disfatte, veniva preso il piombo, veniva sciolto, messo in lingotti e poi seguiva la rotta per il traffico illecito nei Balcani. Quindi è stata un'indagine abbastanza complicata, svolta soprattutto da noi qua nel Veneto, ma poi anche da altri colleghi delle polizie locali del Friuli, in primis Fontana Fredda, ma anche i carabinieri della zona del Triestino che hanno seguito poi la rotta sui Balcani. Ecco, qui ci sono le indagini in corso perché utilizzate anche le telecamere che sono nelle vicinanze dei cimiteri. Sì, per quanto riguarda questo caso crediamo che non sia una banda così organizzata, ma come è successo in passato per il rame, si trattava di soggetti nomadi che comunque andavano a prelevare queste matasse di rame o addirittura smontavano grondaie per poi venderlo, quindi supponiamo che sia la stessa cosa, però ancora dobbiamo vagliare, stiamo controllando tutte le telecamere di videosorveglianza per capire di identificare i soggetti, quantomeno le provenienze. Grazie comandante, a te direttore. Grazie Lucio, grazie a Lucio Zanato da Mareno di Piave. Vediamo ladri in azione nei cimiteri anche a Limena. A bloccarli la telefonata di un cittadino al 112 che ha permesso ai carabinieri di intervenire e di fermare 2 persone. Staccate alcune grondaie, così come le coperture di cappelline private, tutte in rame, metallo prezioso e facilmente rivendibile al mercato nero. Nel mirino dei ladri 2 persone, è finito questa volta il cimitero di Limena, che dopo alcuni lavori di messa in sicurezza riaprirà martedì. Nel frattempo l'intervento dei carabinieri chiamati da un cittadino ha permesso di bloccare la banda in flagranza di reato, come racconta il sindaco di Limena Stefano Tonazzo. Questa notte per motivi suoi familiari era fuori, ha sentito dei rumori anomali ed ha avuto un grande senso civico perché ha chiamato i carabinieri. In caserma sono stati portati 2 giovani, un 28enne di origine romena in Italia senza fissa dimora e un minorenne. Entrambi sono stati sorpresi a staccare le grondaie con un leverino in metallo, un piede di porco e delle tronchesi. Per il 28enne scattato l'arresto, il minorenne è stato denunciato. Immediato il lavoro degli operai del comune che hanno messo in sicurezza il Camposanto. Alcune grondaie sono state assolutamente danneggiate, quindi dovranno essere sostituite. Però nel frattempo mettiamo in sicurezza perché l'utenza possa ritornare a dare un saluto ai propri cari che sono purtroppo allocati in cimitero. Servizio di Chiara Gaiani, oggi in regia Francesca Pezzo e Andrea Basso. Andiamo sulla tragedia di Elisa Spadavecchia, l'ex professoressa in pensione di Creazzo, che è stata travolta e uccisa da una ruspa mentre era in spiaggia a Cervia. Il dolore dei familiari dei conoscenti, per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina, che hanno sentito il vicepreside del liceo Diego Peron. La tragedia di Cervia che ha colpito Elisa Spadavecchia, un ex docente del liceo Quadri di 66 anni, ora in pensione, ha toccato ovviamente tutta la comunità, non solo di Creazzo ma anche a Vicenza. Noi siamo qui al liceo Quadri dove la donna ha insegnato per tanti anni, siamo in compagnia con il vicepreside Diego Peron. Un ricordo della signora Elisa. Ma io ricordo molto bello, nel senso che quando è arrivata in questa scuola ho visto immediatamente, come dire, una docente molto, dire allegra, ma nel senso molto dinamica, molto inserita anche con gli studenti.
Gli studenti partecipavano molto bene alle sue lezioni, poi lei era attiva anche in diversi progetti di scambi. Ecco, quindi direi in una sintesi molto amata non solo dal corpo docenti, dai suoi colleghi, dalle sue colleghe, ma anche dagli studenti stessi. Ecco, intanto io anticipo che le indagini sono ancora in corso. Al momento è indagato l'uomo che era alla guida della Ruspa, quindi in attesa, diciamo, che si faccia anche chiarezza sulle dinamiche dell'incidente. Qui si vive pienamente il dolore. Venerdì ci saranno i funerali. Voi come corpo docente del liceo Quadri avete deciso comunque di fare qualcosa anche per stringervi alla famiglia? Sì, come scuola abbiamo fatto immediatamente un telegramma ricordando Elisa, vicini anche alla famiglia. Per noi è come perdere un membro della famiglia, anche se un ex docente, ma proprio anche per i rapporti, insomma, che Elisa aveva e curava ancora con il dipartimento. Ecco, il dipartimento di inglese mi diceva che stavano preparando anche una festa per i futuri pensionamenti e lei era anche molto attiva e comunque partecipava a tutta una serie di iniziative che il dipartimento stesso faceva. Ecco, era in pensione, ma direi in piena attività da questo punto di vista. Lei mi diceva venerdì noi docenti parteciperemo in massa. Sì, parteciperemo in massa. Io ho visto, quando ho comunicato ai docenti e al personale ATA quello che era successo, ecco, ho ricevuto veramente la vicinanza di tantissimi docenti e quindi io penso di sì, che parteciperemo in massa. Ecco, ci sarà un ricordo particolare, ecco, anche da parte nostra. Ecco, io ringrazio il vicepresidente per essere stato con noi. Grazie molte a Luisa Bertini. Adesso andiamo a Trieste, dove Sebastiano Visentini è accusato della morte della moglie Liliana Resinovic, accusato di averla prima picchiata e poi soffocata. È da diversi giorni, da diverse settimane che Visentini non va più in televisione, che prima frequentava settimanalmente, ma noi lo abbiamo intercettato mentre tornava a casa. Sentiamo. Iozzi descrive l'omicidio come se l'avessi commesso tu. Di questo non ne voglio parlare perché ci sono gli avvocati che sono preposti a queste cose. Però la descrizione del PM è molto molto precisa di quello che sarebbe successo in quel boschetto. Ecco, questo spetta ai miei avvocati. Sebastiano Visentin torna a parlare ai microfoni della nostra emittente e risponde così all'accusa formulata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, secondo la quale l'uomo avrebbe prima aggredito e poi ucciso la moglie Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre 2021 nel boschetto dell'ex OPP di San Giovanni. Una descrizione molto dettagliata, quella formulata nella richiesta di incidente probatorio e depositata al GIP Flavia Mangiante. Secondo quanto scritto sul documento, Sebastiano avrebbe aggredito Liliana dentro il bosco, in prossimità di via Vai all'altezza del Civico 21, ancora dalla richiesta del PM, dopo afferramenti, percosse, compressioni, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace, agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95. Omicidio o suicidio secondo te, Sebastiano? No, questo non spetta a me dare queste risposte, assolutamente. Ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati. Al vaglio degli inquirenti ora proprio i movimenti di Sebastiano Visentin. Quella mattina del 14 dicembre Liliana, dopo la telefonata con Claudio Sterpin, è uscita di casa senza cellulare e senza chiavi, è scesa per via Damiano Chiesa camminando velocemente, ripresa dalle telecamere della scuola di polizia mentre reggeva i sacchi della spazzatura. Poi da Piazzale Gioberti il buio totale. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo,
sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno, però come dicevo Liliana, la vita è bella. Una lunga chiacchierata quella di stamattina con Sebastiano Visintin, che ha rimarcato di essere tranquillo e di non temere per il futuro. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto, capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Oggi sono io. Sei stato già condannato? No, assolutamente. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Non temi un eventuale processo? Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Sebastiano Visintin, intervistato da Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. Le amministrative, ci sono 9 nuovi sindaci in Veneto. Intanto vediamo nel comune di Borso del Grappa, dove ha vinto la sfida Fiorella Ravagnolo, che ha battuto Lisa Celotto. Sentiamo. Fiorella Ravagnola, sindaca di Borso del Grappa, buongiorno, prima donna a essere eletta sindaca di Borso del Grappa, tra l'altro comunque era una sfida in rosa perché anche la sua sfidante Lisa Celotto era una donna, 54% dei voti, circa 200 voti di differenza con la sfidante, direi insomma che l'affermazione netta e chiara. Oggi ha preso possesso di questo ufficio, quali sono le sensazioni che si vivono? Le sensazioni positive, sento alle mie spalle la grande responsabilità che mi sono assunta, però già stamattina il primo incontro l'ho avuto con i miei dipendenti e abbiamo messo in chiaro che io voglio il sostegno da parte loro, il loro lavoro preciso, trasparente e anche sempre responsabile. Primo giorno è un po' sommerso da telefonate, sto valutando come le persone del mio paese, dei miei cittadini hanno votato, sto prendendo in considerazione, ho visto che la parte femminile anche si sono rivolti tantissimi al voto e questo vuol dire che avendoci presentato 2 candidate sindaco hanno rispettato e hanno capito il valore anche della nostra parte. Non voglio essere femminista, assolutamente, però è importante questo secondo me anche. Ecco, tra l'altro purtroppo insomma i numeri sono chiari, non ha votato neppure il 50% degli aventi diritto. Ci sono stati dei problemi anche tecnici però, sindaca? Sì, ci sono stati effettivamente dei problemi tecnici perché prima di tutto il passaggio del Giro d'Italia, la strada provinciale è stata chiusa dalle 11:30 alle 14 del pomeriggio, inoltre ha inciso anche leggermente il cambiamento dei seggi numero 3 e 4 che prima erano dislocati nella frazione di Semonzo e questa volta invece sono dovuti a votare a Borso del Grappa. Questo probabilmente non tanto per le persone che hanno la possibilità di guidare, ma qualche anziano che andava a piedi alle votazioni ha avuto questa difficoltà. Ecco, ricordiamo tra l'altro che Borso del Grappa arriva da un commissariamento di qualche mese dopo che era naufragata la giunta guidata da Flavio Dall'Agnol. Voi vi siete presentati con una squadra del tutto nuova, una squadra civica e del tutto nuova. Sì, infatti grande lavoro perché ho cominciato subito dopo le vacanze di Natale a preparare la mia squadra con persone nuove, competenti e motivate. Quindi abbiamo lavorato sodo per il logo, per il programma e le dico veramente un grazie anche a tutta la mia squadra perché eravamo sempre uniti, testa bassa e al lavoro perché non era facile presentarsi con un logo nuovo, non una persona perché io ho fatto già vice sindaco dal 2017 al 2021, ma con una squadra di persone nuove, conosciute in paese, però che hanno le loro competenze perché chi ha lavorato all'interno dell'amministrazione ci sono le persone, però non ultimamente nell'ambito amministrativo del mio comune. Insomma. Adesso è una delle domande insomma, che si fanno sempre noi nuovi sindaci, quali sono le prime cose che occuperanno la sua attenzione?
Già stamattina, parlando un attimo con l'ufficio tecnico, che ho sempre notato la piazza qui Marconi è una delle primis, perché non voglio che nessun cittadino si faccia male, e prima possibile risistemeremo piazza Marconi, che era anche un punto del mio programma, perché la sicurezza è prima di tutto per le nostre persone, per i miei cittadini. Ho parlato con la polizia locale, anche con l'installazione di nuove videocamere per avere anche una sicurezza del nostro territorio, perché avendo un ampio controllo di tutto il paese c'è la possibilità di riconoscere anche l'entrata e l'uscita delle macchine sospette. Ecco, chi è stato il primo a fare le congratulazioni? I miei figli. È contenta di questo? Sì, sono stati i miei pilastri e una persona che ho nel cuore. Servizio di Chiara Gagliani. Adesso diamo una rapida carrellata con le grafiche ai risultati dei 9 comuni in cui sono stati eletti i sindaci. A San Nicolò di Comenico un solo candidato, Davide De Rigo Cromaro, affluenza alta 72%. Vediamo a Sospirolo, anche qui un unico candidato e quindi è stata eletta sindaca Livia Cadore. Ospedaletto Euganeo, Fabio Vigato, che ha vinto con il 41,35, Rinascita Civica, la sua lista, ha battuto Giacomo Scapin 28,98 con Comune e Cittadini. A Portoviro si è imposto Mario Mantovan con il 38,63, viva Portoviro, ha battuto Stefano Permunian, che è rimasto al 38,52, ha perso per 7 voti candidato del centrodestra. Vediamo Borsolo Grappa, come avete sentito, si è imposta Fiorella Ravagnolo del centro-sinistra contro la Lisa Celotto del centrodestra. Eraclea, Nadia Zanchin ha vinto col 37,24, un forte distacco da Danilo Biondi con 28,16. Santa Maria di Sala nel Veneziano si è imposto Alessandro Arpi col 52,18, il sindaco è sindaco sostenuto dal centrodestra, ha battuto Natascia Rocchi. Vediamo, mi pare che siano tutti, mi pare che li abbiamo visti tutti. Allora vediamo anche la felicità di Nadia Zanchin in un comune in cui c'era stato il commissariamento, e Nadia Zanchin è tornata primo cittadino. Aspettate che non è proprio... Lacrime di gioia. Molte lacrime di gioia, non solo gioia mia ma di gioia di tutta la squadra. Lacrime di gioia, applausi e abbracci. Nel quartier generale di Eraclea c'è Nadia Zanchin, è di nuovo sindaco dopo la fine traumatica del suo primo mandato nel 2024. Sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, ha battuto i rivali Doretto, Biondi e Perin. Adesso non vedo l'ora di poter ritornare in comune domani per ripartire di nuovo. Si riparte con uno spirito sicuramente diverso, perché comunque c'è la consapevolezza di avere una nuova squadra che sicuramente lavorerà e darà il meglio per portare avanti tutto quello che avevamo iniziato su Eraclea e per anche realizzare i nuovi progetti che abbiamo messo in campo. Eraclea sceglie la continuità con il passato e riaffida la guida del comune a Nadia Zanchin dopo mesi di commissariamento seguiti alla mozione di sfiducia votata anche dalla sua ex maggioranza. La Zanchin torna in sella, la sua vittoria ha il sapore della rivincita. Allora cosa si prova a ritornare dopo essere stati sfiduciati? È una gioia immensa, soprattutto per come sono stata sfiduciata e da chi sono stata sfiduciata. Quindi è una rivincita e credo che sia una rivincita per molti, non solo mia. La sua elezione rappresenta anche un ritorno alla stabilità per un comune che negli ultimi anni ha vissuto turbolenze amministrative e politiche. E un'altra donna sindaco a Sospirolo. Sentiamo l'intervista di Fabio Fioravanzi. Sospirolo, ad oggi chi prenderà il posto del mai dimenticato Mario De Bon, scomparso lo scorso novembre. La grande preoccupazione per il comune, uno dei 2 in cui si trova il lago del Mis, era il quorum previsto per i paesi con meno di 5.000 abitanti in caso di una sola lista, quel 40% che se non fosse stato raggiunto avrebbe portato al commissariamento.
Ieri invece, verso le 19, aveva votato oltre il 42% dei cittadini e l'unica candidata è automaticamente diventata il nuovo sindaco del paese. Essere sindaco vuol dire avere un grande impegno, una grande responsabilità, ma anche una grandissima soddisfazione. Io arrivo da un'esperienza di 2 anni da vice sindaco con un grandissimo maestro che è stato Mario De Bon, e del quale spero di portare avanti l'impegno, la volontà e soprattutto l'amore che lui ha sempre avuto per la cittadinanza. E adesso, da primo cittadino, quali sono i primi progetti, le cose da fare? Noi abbiamo dei progetti che derivano comunque da una continuità che noi avevamo con la lista di Mario e con i programmi di Mario. Quindi abbiamo dei progetti che abbiamo portato a termine, altri che intendiamo realizzare, non da ultimo uno dei sogni che era quello di Mario, cioè quello della realizzazione di un asilo nido a Sospirolo, ed è un progetto che intendiamo perseguire e ne intendiamo portare a termine. Ovviamente saremo molto attenti alle istanze della cittadinanza, perché per la seconda volta noi abbiamo combattuto contro il quorum e non contro un avversario politico, per cui credo che la sensibilità nei confronti dei cittadini, che saranno anche la nostra minoranza, sia sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. La protesta dei cittadini residenti in via Bonaguro a Bassano del Grappa, che sono prigionieri dei parcheggi abusivi. Sentiamo. In via Bonaguro i residenti non ne possono più dei parcheggi abusivi, nonostante qui loro abbiano il diritto esclusivo di lasciare la macchina. È una via adiacente al centro storico, quindi molto comoda per arrivare dentro la zona centrale di Bassano. Signora Michela, cosa succede? Succede che tutti i giorni di mercato, soprattutto giovedì mattina, sabato mattina, i venerdì sera, i sabati sera, ma ormai non ci sono più giorni, e domenica pomeriggio, qui diventa un parcheggio spietato. Mettono le macchine sotto le finestre, al punto che non puoi neanche aprire i balconi, davanti alle porte, e soprattutto al sabato sera e venerdì sera parcheggiano le macchine da circa le 10 in poi, e qui è tutto pieno, ritornano 3:30, 4 di mattina, accendono la radio dell'auto, gridano, bevono, chiacchierano, ne fanno di tutti i colori e fanno anche i loro bisogni in qualunque angolo della via. L'unico accesso a via Bonaguro da via del Cristo è riservato solo ai residenti e agli autorizzati. L'illuminazione pubblica si spegne alle 2 e le telecamere ancora non sono arrivate. Sono cadute nel vuoto anche le tante richieste fatte al comune, come quella di avere un pass da esporre sulla propria vettura. Ci avevano promesso che i vigili sarebbero venuti spesso, non li abbiamo mai visti, e quando li chiamo non vengono mai. Non hanno tempo, sono fuori, hanno la pattuglia in centro, e anche alle 11 di sera io mi sono trovata con la macchina in mezzo alla strada. Anche i mezzi di soccorso hanno spesso difficoltà ad entrare e l'insofferenza nei confronti del sindaco sta crescendo. L'ultima volta ne ho chiesto se via Bonaguro è una via di Bassano del Grappa, e se noi siamo cittadini di serie B perché siamo nelle case popolari. Il comune, sto governo, non dico altro, che provveda a fare qualcosa, non si abbandoni, si ricordano che anche loro diventeranno vecchi e anziani. Vedremo se darà risposta il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Vediamo invece Gino Cecchettin, il padre della povera Giulia, che ha partecipato ad incontri con i dipendenti di Veritas ed è stato intervistato da Filippo Fois. Sentiamo. Magari ci sarà soddisfazione nel momento in cui salveremo delle vite, forse qualche piccola avvisaglia, qualche risultato ottenuto l'abbiamo avuto anche con la testimonianza, però c'è ancora tanto lavoro da fare. Se la violenza di genere, connaturata ad una certa cultura, o meglio sottocultura, che sopravvive ancora nel nostro paese, allora appare evidente come il percorso da compiere non possa essere breve. Gino Cecchettin lo chiarisce subito parlando al personale del gruppo Veritas. L'incontro sul tema si intitola Prima che sia troppo tardi. Lei ha detto
Per certi versi è già troppo tardi, perché? Le persone che commettono femminicidi hanno di fatto lavorato male 20 anni prima. Riporto una frase di un noto esperto, e quindi bisogna agire quanto prima per poter fare quella cultura del rispetto di cui parliamo tanto. E a questo proposito forse anche il contratto degli ergastolani, che idea si è fatto? Ma non mi sono fatto idee, proprio perché quando si incontrano persone che hanno pene di questo tipo bisogna uscire dai pregiudizi. Nella sede Veritas di via Porto di Cavernagua a Mestre si affronta il tema a 360 gradi, cioè scendendo anche nello specifico di quanto l'azienda possa e intenda intervenire in certi casi. È quello di prevenire qualunque genere di violenza, oltre che la violenza di genere, fa parte di quelle, chiamiamole, azioni culturali che all'interno di un'organizzazione dobbiamo osservare, insomma, come anche dato che l'ambiente di lavoro è un ambiente dove uno si dovrebbe trovare bene. Lei oggi ha illustrato anche questo primo periodo di attività della fondazione che presiede, però inevitabilmente le hanno chiesto anche la sua opinione su certi casi di cronaca e per esempio sull'uso del braccialetto elettronico. Sì, perché sono casi di cronaca che sono successi poco tempo fa e mi sono limitato a dire che come tutti i dispositivi servono, ma devono funzionare nel migliore dei modi. Per quello che riguarda poi la difesa, parlo del processo contro Filippo Turetta, si è chiesto una riduzione della pena. Beh, io li preferirei non commentare e lasciar fare, insomma, agli avvocati e ai giudici. I titoli dell'Arena di Verona, vediamo la prima pagina, un terribile schianto in tangenziale, finisce contro un pilone e distrugge l'auto, ferito un 23enne, e poi l'anziana scomparsa, trovate 2 tracce biologiche in un'auto, si cerca il DNA di Clara. Sigarette contraffatte, sequestrati 480.000 pacchetti, indagini a Verona per trovare la fabbrica clandestina, e gli affreschi, i marmi, le boiserie e vista mozzafiato in vendita in Piazza Erbe, una delle case Mazzanti. Insultata e minacciata, tanto da aver paura di uscire di casa, la vittima è una 49enne trevigiana, accusato di stalkeraggio all'ex marito, imprenditore nel settore nautico del veneziano. Non ti lascerò in pace finché non muori è una delle frasi che una donna slovena si è sentita dire dall'ex marito, un imprenditore del veneziano di 57 anni a processo per atti persecutori. Si caratterizza per il fatto, per il lignaggio, diciamo così, dell'autore di queste condotte, perché a volte si tende a pensare che questi comportamenti vengano messi in atto da persone di ceti sociali, culturali o professionali bassi, diciamo così, di scarso. Invece in questo caso stiamo parlando di un professionista anche abbastanza noto nel suo ambiente e di ceto sicuramente elevato, benestante. Una vita agiata la loro, una storia d'amore dalla quale sono nati 3 figli. Poi sono iniziate le discussioni, le litigate, fino a quando l'uomo ha cominciato a maltrattarla, arrivando a picchiarla. È scattata la denuncia, i 2 si sono separati e sono arrivati fino al divorzio, ma l'uomo, secondo la versione della vittima, non ha mollato. Le ha inviato numerosi e ripetuti messaggi, sia a lei che alla sua famiglia, con minacce più o meno velate e offese di ogni tipo. Addirittura il giorno del compleanno della 49enne le ha fatto trovare un mazzo di fiori appassiti alla sua porta, così come li ha fatti recapitare anche all'avvocato che l'ha seguita nel processo civile. Ora l'uomo deve rispondere di stalking. In aula la testimonianza della donna, presente anche l'imputato difeso dall'avvocato Francesco Murgia. La donna, seguita dal legale Stefano Pietrobon, ha raccontato di quei mesi di terrore. Ha riferito che da tempo, prima di scendere, prima di parcheggiare la macchina o di prenderla, di uscire di casa, si guarda sempre intorno. A volte è stata costretta a rientrare in casa proprio perché aveva notato dei movimenti strani, perché era seguita non solo da lui, ma lei crede anche da persone incaricate dall'autore, dall'ex marito. I 2, entrambi di origine slovena, hanno divorziato nel 2018, ma nonostante questo gli atti persecutori sono continuati, coinvolgendo anche i figli. L'udienza è stata rinviata al 19 giugno, dove verranno sentiti altri testimoni.
Servizio di Daniela Sizzia è un fatto che ricorderete, un uomo che aveva sparato al genero all'esterno di una gelateria a Chiarano, poi era finito in carcere. Il legale ha chiesto gli arresti domiciliari, ma il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta. Rimarrà in carcere Alex Lucchesi, il 52enne accusato di tentato omicidio. L'uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso. Per questo il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso presentato subito dopo le dimissioni dell'imputato dall'ospedale dell'Angelo di Mestre dal legale dell'uomo, l'avvocato Giorgio Pietramala. Il 52enne era stato ricoverato per una grave malattia e tra i motivi del ricorso lo stato di salute, che sarebbe incompatibile con il regime carcerario, ed il fatto che Lucchesi aveva subito ammesso la propria responsabilità. Il legale aveva quindi chiesto gli arresti domiciliari, ma per i giudici veneziani non solo sarebbe pericoloso, ma esisterebbe la possibilità che possa ritentare il gesto. Alex Lucchesi lo scorso 24 febbraio si era presentato fuori da un bar di Chiarano dove si trovava il genero e la figlia ed aveva esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali aveva colpito alla schiena l'uomo, ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello. Poi il 52enne era fuggito girovagando nel veneziano fino a quando a Ceggia, dove era andato per cercare aiuto dalla figlia minore, per lui erano scattate le manette. A raccontare il motivo che lo aveva portato a sparare contro il genero lui stesso lo scorso 4 aprile, rendendo delle dichiarazioni al pubblico ministero Giulio Caprarola. Secondo la sua versione, il marito della figlia lo umiliava da tempo e qualche giorno prima lo aveva aggredito. Il giorno dell'arresto in tasca Lucchesi non aveva nulla, solo le medicine che doveva prendere. La pistola era stata trovata nell'auto della compagna del figlio qualche ora dopo il tentato omicidio, pistola che Lucchesi aveva consegnato durante la fuga. Per questo la donna era stata anche arrestata. Andiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi, un falso invalido che rischia 2 anni, l'INPS gli chiede 300.000 euro, l'uomo abita a Sedico, per l'accusa è un falso invalido che andava in moto e faceva lavori pesanti. La moglie è imputata in concorso per truffa, a ottobre la parola sarà data alla difesa. E poi qui di spalla, morta travolta dalla frana, la procura dice condannate l'ex sindaco Ghedina e l'ex vice Alverà. Il Palafeltre diventa un set per la RAI, ghiaccio anche d'estate dopo le riprese. La zona rossa dell'Arcella, e siamo tornati a Padova, a una settimana dalla partenza non si fermano le polemiche sullo striscione appeso per la cena sul cavalcavia Borgomagno. Sono comparse scritte contro il prefetto e il questore. La cena è quella dei manifestanti che hanno appunto cenato sul cavalcavia. Vediamo. Questore e prefetto, la società reale vi schifa. È la scritta aggiunta in pennarello allo striscione benvenuti in zona rossa, appeso sul cavalcavia Borgomagno, a rinnescare la miccia sulla polemica, a 7 giorni esatti dall'avvio della zona ad alto impatto nel quartiere Arcella. Sulla scritta indaga la Digos, che sta visionando le telecamere di videosorveglianza e ha inviato una segnalazione alla procura per il reato di oltraggio a corpo politico amministrativo o giudiziario. Nel frattempo le reazioni sono molteplici. Il sindaco Giordani non esita a scrivere in una nota diffusa alla stampa: chi ha scritto col pennarello immagino nottetempo quelle frasi dimostra che un vecchio detto è sempre attuale: la mamma degli stupidi è sempre incinta. Massimo rispetto e sostegno alle forze dell'ordine e a chi le rappresenta. Gli fa eco la consigliera comunale del PD Etta Andreella, arcellana ad hoc. Noi non ce l'abbiamo personalmente né col prefetto né col questore né con nessun altro, semplicemente crediamo che sia stata sbagliata come scelta la zona rossa su 2/3 di un quartiere come questo. Segnare una zona rossa così grande significa mettere in crisi un quartiere che ha una popolazione molto varia, ovviamente lo sappiamo, però non riuscirà ad avere l'effetto che ha avuto in altre situazioni, ovvero davvero di risolvere situazioni di crisi, perché è troppo vasta. Diverse le prese di posizioni da destra. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, Lega, pungola il sindaco. Invece di criticare chi applica le leggi e difendere la sicurezza dei cittadini, ora la sinistra chieda scusa. Matteo Cavattona, capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, rincara. La contrapposizione ideologica è frutto di un malinteso
caso sulla gestione della sicurezza. Da una parte un sindaco che non capisce o non vuole capire come utilizzare i nuovi strumenti che il governo gli ha messo a disposizione, e dall'altra tutta una serie di commenti che cercano di dipingere queste zone ad alto impatto come delle sorte di lager o di gulag nei quali nessuno può entrare o uscire. Tutto sbagliato. Nel frattempo continuano gli investimenti dell'amministrazione comunale all'Arcella, a partire dalle aree verdi come il Parco Milkovic. Ho disposto assolutamente di fare l'investimento previsto e accelerare al massimo. Sono fatti, non chiacchiere. E a Treviso invece per la zona rossa di Via Roma soddisfatti residenti e commercianti. I numeri ci dicono che siamo certamente tra le città più sicure d'Italia, tra le prime 3 addirittura. Sul percepito bisogna lavorare e credo che la zona rossa, che è un ulteriore strumento che diamo in mano alle forze dell'ordine per allontanare i soggetti poco raccomandabili, vada anche in questa direzione. Sono iniziati 40 giorni di sperimentazione della prima zona rossa di Treviso, 1 chilometro quadrato di area intorno a Via Roma, zona stazione e quartieri limitrofi, scenario negli ultimi tempi di episodi di violenza. In più occasioni residenti e commercianti avevano chiesto alle istituzioni un intervento sul fronte sicurezza. Alla luce degli esiti dei controlli mirati interforze, il prefetto ha deciso per il provvedimento che consentirà l'allontanamento di quei soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti che dovessero adottare comportamenti molesti, aggressivi o pericolosi per la sicurezza degli altri cittadini. Soddisfazione tra chi vive e lavora qui. Per me speriamo che sarà sempre la zona rossa perché è tranquillo, lavoriamo molto bene quando è la zona rossa anche. Visto quello che è successo, secondo me è positivo. Manca la percezione di sicurezza anche solo a uscire alle 7 di sera, anche con la luce. Ci sono stati episodi numerosi, non solo in questa zona. Fanno la zona rossa in Via Roma, noi siamo anche contenti, ma la gente di qua, i clienti lo sanno perché vengono volentieri perché sanno che sono protetti. Terminati 40 giorni si farà un bilancio della sperimentazione e si valuterà il da farsi. E i cittadini non escludono la possibilità di provvedimenti simili anche in altre zone del centro. Iniziamo da qui, vediamo che risultati ci saranno, ascoltiamo anche i commercianti della zona dopo un mese, dopo 3 settimane, dopo 2 mesi, dopo un'estate, vediamo che risultati porta e se la zona si abbellisce socialmente, perché no? Se succede quello che è successo qua, penso di sì. Ma ci pensa direttamente il sindaco Conte a specificare che caratteristiche da decreto ministeriale devono avere le aree di una città per diventare zona rossa. È fondamentale la vicinanza a quei luoghi di forte passaggio come può essere la stazione dei treni, quindi anche nel immaginare ad altre zone rosse a macchie di leopardo invito tutti alla calma, nel senso che intanto non si può fare, significa illudere i cittadini e soprattutto è giusto concentrarsi su quelle opportunità che il decreto prevede. E dopo il DASPO arriva anche il divieto di dimora per i 2 fratelli marocchini, poco più che trentenni, che sabato sera hanno creato scompiglio in Via Roma, prima inveendo contro il titolare del kebab, poi prendendosela anche con gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Per i due fratelli, difesi dall'avvocato Alessandra Nava, era così scattato l'arresto in flagranza anche perché stando al DASPO non dovevano trovarsi in Via Roma. Il divieto di dimora arriva al termine della direttissima con cui i 2 marocchini rimessi in libertà dopo aver trascorso il fine settimana agli arresti domiciliari. I 2 sono in attesa di giudizio per altri fatti analoghi e per aver messo nel mirino il titolare del kebab di Via Roma che avrebbero più volte aggredito anche fisicamente. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito, state con noi. È stata risolta la crisi di maggioranza in Consiglio regionale a Trieste. Ricorderete che assessori di Lega e Forza Italia avevano rimesso le loro deleghe. Vediamo, sentiamo. Mi sembra bene, abbiamo risolto quelle incomprensioni che si erano manifestate negli ultimi tempi e mi sembra che anche l'accordo e la mozione che andremo a votare in Consiglio vadano in una direzione di totale unità.
Così il governatore Massimiliano Fedriga 3 giorni dopo la risoluzione della crisi di maggioranza con il vertice fra i partiti di centrodestra e il Presidente. Una coesione ritrovata soprattutto fra Lega e Fratelli d'Italia, che sarà istituzionalizzata attraverso una mozione programmatica che verrà portata in Consiglio regionale con i punti principali del programma di governo da qui a fine mandato. Mozione su cui il governatore porrà la fiducia. Fedriga ha poi commentato le parole del ministro Luca Ciriani, che di fatto aveva innescato la crisi, rilasciate in anteprima alla nostra emittente. No, mi sembra che, ribadisco, siamo chiariti con tutte le forze di maggioranza. Abbiamo spedito anche la questione dell'ospedale di Pordenone, che andrà aprirà in anticipo comunque rispetto alla procedura ordinaria. E concordo con il Ministro quando dice che è stata caricata di altre cose, cosa che ho sempre detto, erano argomenti che non riguardavano la questione, penso al terzo mandato. E devo dire mi sorprendono le opposizioni, perché prima dicevano vergogna Fedriga fa la crisi per avere il terzo mandato, cosa che ho sempre negato. Poi quando si è dimostrato che la crisi non c'entrava nulla col terzo mandato ed è vergogna, Fedriga non ha nemmeno portato a casa il terzo mandato. Cioè, c'è qualcosa che non funziona, insomma, in questa contraddizione costante di cui ci ha abituato ormai da qualche anno l'opposizione. Massimiliano Fedriga, i nostri microfoni a Trieste. A innescare quella crisi erano state anche le dichiarazioni del ministro Ciriani, che aveva attaccato la gestione della sanità a Pordenone. Dopo la crisi che ha scosso la regione Friuli Venezia Giulia, è tornato per la prima volta a parlare ai nostri microfoni della sanità del Pordenonese il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, un tema che nelle ultime settimane aveva innescato un vero e proprio terremoto politico in regione, portando ben 7 assessori su 10 a rimettere le proprie deleghe nelle mani del presidente Massimiliano Fedriga. Deleghe che, come noto, sono poi state tutte riconfermate, consentendo al governo regionale di ricompattarsi. È una crisi che io sicuramente non ho voluto, non ho cercato. C'è uno stato di sofferenza della sanità pordenonese che purtroppo va avanti da molto tempo. L'origine di questa sofferenza è legato politicamente a responsabilità molto precise, hanno un nome e cognome, è centrosinistra pordenonese regionale, che vollero, secondo me in maniera scellerata, fare il nuovo ospedale non in Comina, dove tutti volevano fosse realizzato, compreso il centrosinistra, ma realizzarlo lì dove è adesso, per fare un dispetto al centrodestra, un capriccio di cui purtroppo paghiamo le conseguenze. Fare un ospedale nuovo in mezzo al vecchio, lo sanno tutti, è un grande caos. I costi sono praticamente triplicati e i tempi anche di realizzazione sono più che triplicati. Parliamo di questo nuovo ospedale dal 2012, sono passati 13 anni. Dobbiamo, per l'ospedale, per i punti nascita, per il piano oncologico, per il futuro dell'ospedale, per il futuro del CRO, sederci intorno a un tavolo e decidere insieme quello che vogliamo fare, prendersi insieme le responsabilità, ma per farlo dobbiamo essere tutti quanti informati e tutti quanti persuasi di quella che è la strada da percorrere insieme. Dopodiché la mia arrabbiatura è legata al fatto che noi non siamo abituati qui a Pordenone in Friuli alle inaugurazioni finte. Se si inaugura un bar, uno pensa che il giorno dopo entra a bere il caffè. Se si inaugura un negozio, uno pensa che il giorno dopo entra a comprare qualcosa. Quindi vale anche per gli ospedali, non si inaugurano per finta. È stata una caduta di stile, è stato un errore e questo è sotto gli occhi di tutti. Però adesso la volontà che noi abbiamo espresso al Presidente Fedriga, che si faccia lui per primo carico di questa situazione, diventi il garante e l'arbitro di queste vicende. Se riusciremo a risolvere i problemi, se riusciremo a trovare un nuovo spirito, come sono sicuro accadrà, saremo ancora più forti e più determinati di prima. Ma la mia non era una protesta finalizzata a chissà quale altro motivo, ma legata al tema sanità. Poi sono aggiunti 1000 altre questioni che però non c'entrano nulla con la questione sollevata, che è quella dell'ospedale di Pordenone. Il presidente Trump ha rinviato al 9 luglio i dazi del 50% contro tutte le produzioni dell'Unione Europea, preoccupazione in Veneto nonostante sia slittata l'avvio dei nuovi dazi. Sentiamo cosa dice il presidente di Unioncamere, Mario Pozza. Siamo ovviamente appesi, tra virgolette, alle decisioni di Trump, che sono un po' traballanti. Un giorno dice una cosa, il giorno dopo, anzi la sera stessa, la cambia. Però queste ultime notizie che noi abbiamo, insomma, lo spostamento fino a luglio, da una parte fa bene, dall'altro però ci vuole certezza, perché si investe quando si ha certezza.
Clima di incertezza che già risente delle tensioni internazionali, oggi ulteriormente condizionato dai dazi. Frenano i consumi e gli investimenti, cala la produzione industriale anche nell'ultimo trimestre. Abbiamo un 4,5 in meno di percentuale nell'ultimo trimestre. Abbiamo però continuato ad esportare, ma questo era perché volevano portare a casa prima dei dazi, ecco. Però lo paghi dopo il conto. Evidenti le ricadute di tutto questo nell'utilizzo degli impianti. Abbiamo un calo che si traduce nello sfruttamento degli impianti che è sceso sotto il 70%. Nonostante questi scenari, secondo un'indagine della Camera di Commercio permane l'ottimismo tra gli imprenditori. Direi che il 43% è ottimista per il futuro, un altro 40% è stazionario. Le speranze di una ripartenza ruotano intorno ai segnali positivi che arrivano dal mercato interno all'Unione Europea. Con la ripartenza della Germania, che è il nostro primo partner, si possa recuperare. Non domani mattina, ma certamente verso fine anno. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, la prima pagina del Corriere del Veneto online. Mamme arcobaleno, il Viminale non molla e chiede in appello di cancellare le iscrizioni. I primi 20 anni dello IOV, dai medici pionieri a centro d'eccellenza in Italia. 40 anni fa la tragedia dell'Aisel, io schiacciato dai corpi, salvo senza capire, persi mio padre ma non odio, una drammatica testimonianza sul Corriere del Veneto. Torniamo all'economia, i prezzi dei prodotti ortofrutticoli aumentano, ma per i produttori viene riconosciuto un margine sempre poco accettabile. Questo è l'allarme lanciato dalla CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori. Qui bisogna fare assolutamente una delucidazione su quello che oggi sta accadendo nel settore, soprattutto nel settore ortofrutticolo. L'inflazione è aumentata, sta aumentando dell'1,9%, 2%, mentre per molti prodotti agricoli rispetto al 2024 vengono pagati ancora meno rispetto appunto al 2024, soprattutto per quanto riguarda le fragole, i cetrioli, tutti prodotti importanti, però agli agricoltori sempre meno redditività e sempre meno valore di produzione. Ecco, cosa si può fare per cambiare questo trend? Beh, guardi, bisogna assolutamente far sì che la legge relativa alle pratiche sleali si concretizzi, e perché si concretizzi si deve comunque dare la possibilità agli agricoltori di avere almeno il costo del prodotto, quindi deve essere la garanzia da parte del Ministero, in questo caso dell'Ismea, che dia la possibilità agli agricoltori di percepire il costo di produzione, cosa che oggi per molti prodotti agricoli non è, quindi la redditività delle aziende agricole viene meno. Oltre a tutto quanto questo, ovviamente c'è la necessità della sburocratizzazione. Non è possibile oggi che un agricoltore metta tempo 100 giorni all'anno per tutte le pratiche burocratiche in agricoltura. È inconcepibile, gli agricoltori devono rimanere a essere imprenditori, devono rimanere nei campi per la loro produzione e per la loro redditività. Sfide e cambiamenti anche nell'imprenditoria femminile. A Roncade l'evento di Confapi Donna, volto a promuovere i valori della parità di genere e a diffondere modelli imprenditoriali basati sullo scambio, sull'ascolto. Sentiamo Edi Kaliman. Unire, ispirare, connettere le donne alla guida delle piccole e medie aziende del territorio per fare rete e promuovere un modello di leadership fondato sui valori dell'inclusione, ascolto e valorizzazione delle diversità. Sono state oltre un centinaio le professioniste che hanno partecipato all'evento organizzato da Confapi al Castello di Roncade. Confapi Donne da sempre è impegnato per cercare di unire le imprenditrici, di aiutarle nei loro progetti, di farle crescere e di sostenerle in quelle che sono tutte le loro difficoltà nelle attività quotidiane. Per questo l'evento è stato mirato a favorire lo scambio di esperienze, competenze e opportunità per portare avanti la parità di genere e l'equità nei contesti aziendali. Continua e persiste la discriminazione di genere, continua e persiste il gap salariale e soprattutto molto spesso siamo penalizzate nel cambio generazionale nelle nostre piccole imprese.
L'ambizione del ruolo apicale è ormai evidente, e la difficoltà delle imprenditrici femminili, perché io parlo a nome delle imprenditrici femminili, la difficoltà sta nel chiedere crediti agli istituti bancari, perché lì si nota la differenza della fiducia nel confronto delle donne. Siamo donne e imprenditrici, non donne o imprenditrici, e in quella ci sta un po' tutto il nostro progetto, perché significa non dover rinunciare, non dover scegliere tra l'essere mogli, madri, figlie, ma semplicemente vedere realizzata la propria professionalità e avere lo spazio che giustamente cerchiamo. Lo spirito olimpico in quota, 3 eventi che vedono coinvolti centinaia di ragazzini a Borgo Valsugana. Spirito olimpico in quota è un progetto da 125.000 euro, di cui 100.000 da Fondazione Cari Verona e 25.000 dall'azienda ULS 1 Dolomiti. Ai più piccoli si parla di valori olimpici, patrimonio ambientale, stili di vita e inclusione nel contesto della rete dei rifugi sani e sicuri. Per una volta ci occupiamo dei sani, sì, e in particolare, come vedete, abbiamo più di 200 bambini delle scuole qui di Belluno e dintorni che hanno voluto partecipare a questa giornata di un progetto titolo Spirito Olimpico in Quota, che è un progetto che vuole avvicinare il mondo dei bimbi, dei giovani alle Olimpiadi, non tanto come evento sportivo in sé, ma quanto per i valori che le Olimpiadi rappresentano. Obiettivi del progetto: l'attuazione di iniziative educative interdisciplinari ispirate alla trilogia Montagna, Sport e Salute, in linea con i valori olimpici, valorizzando il patrimonio ambientale e territoriale delle Dolomiti bellunesi. Siamo all'interno di un percorso che da alcuni mesi sta coinvolgendo in maniera importante tutta la comunità bellunese, enti, associazioni, istituzioni, e questo ci aiuta molto come azienda a sviluppare quella che è la nostra mission, cioè garantire la salute nel miglior modo possibile alla gente. Andiamo in pubblicità e poi parleremo di una serata al Teatro Mario del Monaco a Treviso, una galà di beneficenza domani sera. State con noi. Nuovo in diretta con Focus TG domani sera al Teatro Mario del Monaco a Treviso, la 4ª edizione di un galà di beneficenza che si chiama Arte per Amore. Ecco la locandina, vedete ci sono il 28 maggio, quindi domani sera. Saluto e ringrazio Manuela Pagot che diciamo, ha sempre seguito, ha creato questo evento di beneficenza. Allora, su che cosa è incentrata questa edizione? Allora, è una condivisione proprio tra l'arte e il volontariato. Io ringrazio intanto gli ospiti che hanno veramente con entusiasmo voluto partecipare a questa edizione, che è la 4ª edizione. L'idea mia principale è stata quella di radunare, riunire in teatro delle associazioni che operano per aiutare le persone bisognose. E a differenza dell'idea iniziale di portare solamente e di valorizzare una associazione, il mio intento è proprio di promuovere l'unione di tutte queste associazioni, perché ogni associazione è meritevole e ogni associazione merita di essere valorizzata per tutto il lavoro che fa. Quindi ci sono degli ospiti di fama internazionale che proprio per la loro grande sensibilità intervengono a questo spettacolo. Ci sono 2 ballerini della Scala, Daniela Cavalleri e Federico Fresi, un nuovo emergente ballerino Marco Carrer, trevigiano, il famosissimo chitarrista Massimo Scattolin, che veramente le sue note sono veramente proprio una poesia. È un grande violinista, no? Paolo Tagliamento. Paolo Tagliamento veramente è una rivelazione a livello proprio mondiale.
e fanno questo bellissimo diciamo duetto su musiche, su temi d'amore di Morricone, quindi anche Morricone lo ricordiamo sempre nelle nostre così performance, perché ha dato secondo me un segnale veramente importante per quanto riguarda la musica. E poi c'è De Anima. De Anima è un gruppo di artisti diretti da Samuele Barbetta, che è stato ospite ad Amici nel 2020 e che dà un taglio molto diverso al street dance e all'hip hop tradizionale. Quindi ecco, Riccardo Baldizzi, anche questo è un veramente talento per quanto riguarda il violoncello, e intanto un grazie particolare a tutti questi ospiti che hanno con cuore aderito a questa iniziativa, e ovviamente io devo ringraziare gli sponsor, perché senza di loro ormai non si possono promuovere queste iniziative. Grazie molte a Manuela Pagot. Ricordiamo alle 20:30, no? Alle 20:30, sì, si possono prenotare i biglietti o andando direttamente a teatro, oppure tramite internet nel sito del teatro. Sono disponibili questi biglietti, e io vi aspetto veramente numerosi, e le persone che ci saranno mosse da una grande sensibilità, perché è importante, non è importante apparire, ma è importante proprio essere dietro a queste organizzazioni che lavorano per il futuro anche dei ragazzi, dei bambini che non hanno delle condizioni normali o agevolate. Grazie a Manuela Pagot, che è presidente di Danza Insieme. Grazie, buon lavoro. Andiamo avanti con altri servizi. Saranno 16 le stanze visitabili del Museo Storico della Terza Armata di Padova dopo la riorganizzazione che subirà nei mesi prossimi. Novità multimediali e un nuovo allestimento. Sentiamo Francesco Arattai. Il Museo della Terza Armata di Via Altinate a Padova sarà rimodernato e valorizzato con un allestimento multimediale, un restyling quindi per Palazzo Bembo Camerini, senza però alterarne l'integrità storica e artistica. Il Museo della Terza Armata ha una valenza storico-artistica di indiscusso valore, e poterlo ridare in maniera multimediale ai visitatori significa far crescere alle persone che vengono a visitare quella conoscenza, soprattutto quella curiosità di prendere visione di quelli che sono stati gli eventi storici dell'epoca. Avere la possibilità di poter interagire quindi con sistemi tecnologici avanzati significa creare nel visitatore quella curiosità, quella conoscenza, quella attrattiva che consente a loro appunto di avere maggiore consapevolezza di quello degli eventi del Museo della Terza Armata. I lavori si concluderanno nel 2026 e saranno realizzati anche grazie al contributo della Fondazione Cariparo. Altra novità, l'apertura al pubblico della biblioteca, che renderà accessibili i suoi testi. Aspetto molto importante poi è la biblioteca, perché al termine della visita coloro che lo desiderano possono prendere visione degli oltre 4.500 libri, testi libri che ci sono, oltre 1.000 cartine già digitalizzate. Questo dà la possibilità alle persone che vengono di poter approfondire ulteriormente eventuali curiosità. A Padova la soprintendenza è impegnata nelle fasi conclusive del progetto di restauro della statua equestre del Gattamelata. Entro ottobre dovrebbe essere pronto, consentendo così la partenza dei lavori. Entro la fine del 2025 partirà il restauro del monumento al Gattamelata. Il capolavoro del Donatello ha bisogno di interventi urgenti stabiliti dalle indagini accurate effettuate negli anni scorsi. A novembre l'annuncio che un gruppo di finanziatori internazionali ha destinato €1 milione per completare il complesso percorso di cura della statua. La soprintendenza sta mettendo a punto le indicazioni. Stiamo per uscire con il
parere a questa, come sapete la committenza, la proprietà ha chiesto per il momento di finire la fase diagnostica e, come dire, per ragioni abbastanza ben documentate, portandolo nel Museo Boito per finire la diagnostica, per fare finalmente il progetto esecutivo, perché la sovrintendenza autorizza un progetto di restauro, non autorizza così, e quindi siamo in questa fase molto limitata nel tempo. I tempi sono dettati anche dalla burocrazia, ma entro 5 mesi, quindi intorno ad ottobre, il progetto definitivo di restauro dovrebbe essere pronto in modo da consentire la partenza del cantiere. Il cronoprogramma dei progettisti della delegazione pontificia ha richiesto 5 mesi per arrivare al progetto, poi sarà il restauro. Il Parco del Sile è un progetto di 250.000 euro per la tutela della biodiversità delle acque e del territorio. Rafforzare la tutela della biodiversità e delle risorse idriche attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali e dei fruitori dell'area protetta, dai turisti agli operatori economici fino alle scuole e agli agricoltori. Si chiama PES Biosile, il progetto di tutela che condurrà delle analisi e svilupperà proposte per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile. Monitorare in maniera puntuale la qualità delle acque in una zona a nord delle risorgive fino al comune di Quinto. Finanziato con 250.000 euro, di cui 200 da fondi PNRR. Il progetto supportato anche da Etifor, spin-off per l'ambiente dell'Università di Padova. Stiamo aiutando il parco a individuare quelle che sono le pressioni antropiche, quindi le pressioni causate dall'azione dell'uomo che vanno a fare impatti negativi sulla biodiversità del fiume Sile, e questo l'abbiamo fatto anche con l'aiuto proprio delle persone che lavorano e vivono il parco, e poi a partire da questo punto abbiamo iniziato a sviluppare quello che è un catalogo di quelle che sono le soluzioni basate sulla natura. Secondo gli ultimi dati, il 60% dei punti di raccolta hanno un buon indice di salubrità. Con lo studio, che terminerà a ottobre, si andranno ad analizzare presenza di fitofarmaci e antibiotici. Ruolo importante anche quello della comunità. È importante nell'ambito di questo progetto avere un riscontro da quelli che sono coloro che guidano, che vivono il parco, per capire quali sono le migliori soluzioni da adottare. Ascolti Boom ieri sera a Focus, e faremo altrettanto bene questa sera con gli ospiti Marcello Bano, Paolo Bonafè, Francesca Bressanin, Maurizio Conte, Corrado Cortese, Marco De Blasis, Alessio Morosin, Michele Agneri e Leonardo Padrin. A stasera quindi alle 21:15, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso, e una buona giornata a tutti, arrivederci.